Di nuovo in diretta con Focus TG, torniamo a parlare della tragedia della cantina di San Polo di Piave, della morte del 46enne di Bassano Marco Bettolini, la inchiesta aperta e una telecamera che ha ripreso i momenti della tragedia. Le immagini di una telecamera di videosorveglianza dell'azienda vitivinicola Cadiraio riprendono proprio la zona dove è avvenuta la tragedia. Immagini già acquisite dagli inquirenti. In quei frame, gli istanti drammatici quando Marco Bettolini, 46 anni, entra nell'autoclave nel disperato tentativo di salvare l'amico e collega Alberto Pin, di 31 anni. Le indagini degli uomini dello Spisal e dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire il gravissimo infortunio sul lavoro. La cisterna è stata posta sotto sequestro. E si sta cercando di approfondire il perché queste due persone sono entrate nell'autoclave. Dalle prime informazioni che arrivano dalla polizia giudiziaria, in quell'autoclave non avrebbe dovuto entrarci nessuno della ditta e eventuali interventi manutentivi avrebbero dovuto essere effettuati da una ditta esterna specializzata. Nei prossimi giorni sarà disposta l'autopsia sul corpo della vittima. Presto ancora per parlare di indagati, spiega il procuratore, che poi aggiunge. Indubbiamente per l'autopsia e per altri eventuali accertamenti verranno date le garanzie, gli avvisi previsti dalla legge a chi si trovava in posizione di dover garantire la sicurezza dei posti di lavoro. Questo non significa che questi soggetti siano responsabili, perché chiaramente ove dovesse dimostrarsi che c'è stata un'iniziativa assolutamente imprevedibile da parte delle vittime, il discorso scagiona i datori di lavoro alla catena. Ove invece si dovesse dimostrare che c'è una responsabilità da parte di chi aveva la direzione, le posizioni di controllo nell'azienda per questa attività pericolosa, allora si procederà di conseguenza. Perché si trovavano lì? Una domanda a cui si dovrà dare una risposta e che potrà chiarire il motivo che ha spinto Alberto ad entrare nell'autoclave. Le indagini sono solo all'inizio, fanno sapere dalla procura, mancano tasselli importanti per chiarire la dinamica della tragedia. E la piccola frazione di Bassano del Grappa, Campese, che è sotto shock. C'è una comunità nel dolore per Marco Bettolini, che viveva da 10 anni con sua moglie Laura proprio a Campese. Il coro unanime è lo stesso: Marco è stato un eroe. Tutti quanti gli volevamo tanto bene e il suo gesto rappresenta, anche senza parole, chi era quella persona lì. Un eroe? Un eroe, sì. Lo vuole ricordare come un eroe Marco, la comunità di Campese. Tutti conoscevano in paese l'enologo 46enne che da 10 anni viveva con la moglie Laura in piazza Folengo, nel centro della piccola frazione bassanese. Un sorriso, un saluto, una chiacchiera alla domenica al bar con un immancabile bicchiere di vino, da sempre, oltre che il suo lavoro, la sua più grande passione. Partiva presto al mattino e tornava tardi la sera. Vi siete salutati? Sempre, sempre, sempre con il sorriso, sempre con una parola buona, sia lui che la moglie. Io penso che la coppia perfetta poteva essere incardinata da quei due ragazzi lì. Una coppia da tutti definita perfetta, quella di Marco e Laura, da cui a breve si sarebbero dovuti trasferire a Roma, ricominciando una nuova vita più vicina agli affetti familiari della moglie. La casa di piazza Folengo, infatti, sarebbe già stata messa in vendita, un nuovo capitolo però già scritto da un triste epilogo. Ieri sera è stata per tutti una cosa spaventosa, non ci credevamo. Quando è stata l'ultima volta che l'ha visto? In settimana vengo tutti i mattini a prendere il caffè o il pomeriggio e lui veniva avanti e indietro. Quando le dico, una persona che era bello conoscere, quelle belle dentro. Il ricordo commosso della comunità dalla tragedia di San Polo che ha investito la piccola frazione di Campese a Bassano del Grappa. Andiamo in città, proprio in centro, nel luogo simbolo della città, che però ha diverse problematiche. È vero, Alex? Buongiorno, Alex Giuliano. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ebbene sì, con le immagini di Alessandro Costacurta ci troviamo sul Ponte Vecchio, monumento nazionale, simbolo della città. Ebbene, inizierei così, parafrasando il titolo di un celebre film, dal Canada non con furore ma con delusione. Perché? Perché un cittadino canadese ci ha scritto questa mattina
mattina dicendo: sono venuto a visitare Bassano del Grappa e me ne torno in Canada con un rammarico, con il dispiacere di vedere il Ponte Vecchio invaso di ragnatele, oggetto di atti vandalici, di degrado. Vedete, questa, lo metto in favore di telecamera, è la mail, il corpo della mail con le immagini che ci ha mandato questo cittadino canadese, e chiede a noi di sensibilizzare ulteriormente non l'opinione pubblica, perché i bassanesi e i veneti insomma hanno a cuore il benessere di questo ponte, ma di sensibilizzare le istituzioni nel fare qualcosa di concreto. Ora riassumo brevemente questi ultimi mesi di degrado sul ponte, perché oltre agli atti vandalici noi questa mattina abbiamo intercettato il vice sindaco di Bassano, Andrea Zonta, che ci ha dato un'anticipazione: verranno installate nuove telecamere di sorveglianza proprio per non far scappare nessuno dalle proprie responsabilità. Quindi a breve il ponte verrà reso ancora più sicuro e controllato in tutti i suoi aspetti, ma il vero problema è la manutenzione di questo monumento. In tantissimi ci scrivono, e ne approfittiamo proprio per rispondere ai nostri telespettatori, chiedendo come mai gli alpini o altre associazioni di volontariato non si impegnino nel pulire il ponte. C'è una questione legata proprio alla sovrintendenza, ma soprattutto una questione assicurativa, perché pulire le campate del Ponte Vecchio è un'operazione pericolosa, è un'operazione anche molto dispendiosa dal punto di vista non solo fisico ma anche organizzativo, perché il ponte deve essere chiuso, si solleva tanta polvere. Insomma, è competenza dell'amministrazione comunale, è competenza delle ditte specializzate, e da Bassano non c'è più sul ponte il coro degli alpini, ma il coro dei cittadini che chiedono urgentemente di porre rimedio a questo che un tempo era un biglietto da visita della città, ma adesso diventa oggetto di scherno. Sono tantissimi, anche questa mattina noi siamo qui proprio a raccogliere la voce dei turisti e dei passanti che si facevano selfie, si facevano foto insieme alle ragnatele. Addirittura abbiamo catturato un turista che si è fatto passeggiare da un ragno, insomma, sopra il palmo della mano, e ha ironizzato dicendo: spero di non diventare come Spider-Man e di non contribuire anch'io a spruzzare ragnatele sul ponte. Insomma, un umorismo che ha un retrogusto amaro per una città che a gran voce chiede rispetto per il Ponte Vecchio. Grazie ad Alex Giuliano dal Ponte Vecchio di Bassano. Insomma, questa cattiva abitudine, insomma, che c'è, che colpisce il simbolo di Bassano del Grappa. Adesso invece la politica, siamo ormai a ridosso di Pontida, e su Pontida lo spettro di questo diktat per chi non ci sarà, e molti ci stanno ripensando, anche degli esponenti anche importanti della Lega, che in questi giorni sembravano voler dire non ci saremo. Intanto, qual è il clima che si respira prima di Pontida? Ce lo racconta Christian Arboit. Anch'io andrò a dare il via a camminare per la vita, e poi partirò in macchina per andare a Pontida, dove usciremo con nuove idee, con nuove proposte. È sempre un momento di confronto, di incontro, dove l'obiettivo è quello di rafforzarsi. Ovvio che se ci sono dei mal di pancia devono essere affrontati. Io sarò presente a Pontida, spero che comunque Salvini mi chiami lo stesso. Si concede una battuta Mario Conte quando mancano ormai poche ore al raduno leghista per eccellenza, quella Pontida su cui aleggia il diktat di Salvini pronunciato a tavola con alcuni parlamentari leghisti. Inaccettabile che figure istituzionali siano assenti sul pratone. Lunedì chiamerò personalmente chi non si presenta. Le parole del leader, che nel Veneto, percorso da 1000 tensioni, hanno un loro peso specifico. Questo non lo so cosa voglia dire. Io credo che voglia fare, come dicevo prima, un richiamo al fatto che comunque avere un ruolo apicale, avere un ruolo dirigenziale all'interno della Lega ha comunque anche dei doveri.
comporta dei doveri soprattutto nei confronti dei militanti, e visto che Pontida è la festa dei militanti, credo sia giusto che tutti noi si sia presenti e si porti proprio rispetto nei confronti di quella che è la nostra base. E c'è chi giura che le parole di Salvini siano indirizzate tra gli altri a Federico Caner, l'assessore regionale che se da un lato ha smentito il suo passaggio in Forza Italia, dall'altro non sta lesinando critiche alla gestione salviniana. La sua stessa presenza a Pontida è in bilico, ma non c'è solo Caner. Nel vortice restano i colleghi in giunta, Bottacin e Bulldog Marcato. Io voglio sperare che questi amici rimangano in Lega, che vadano a smentire con le loro azioni quelli che sono questi articoli, perché la Lega ha bisogno di loro. Quanto ai temi, il nodo migranti resta quello prioritario, con Salvini che ha annunciato una nuova linea dura con l'intervento, se necessario, della Marina Militare a bloccare i flussi. Molto più prudente Mario Conte. Quando si parla di blocco navale è una provocazione forte per dire dobbiamo mettere la parola fine a questi sbarchi, però mi rifiuto di pensare che Salvini voglia barattare gli sbarchi con il rischio di morte di queste persone. Lo conosco personalmente, lui questa sensibilità ce l'ha nei confronti degli immigrati, quindi voglio dire, io sono dell'idea che noi dobbiamo investire perché queste persone fondamentalmente reclamano un futuro e noi dobbiamo cercare di creare le condizioni perché il loro futuro sia nei loro paesi. Un altro brevissimo istante di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta, ripartiamo da Vicenza con il sit-in degli studenti e delle associazioni davanti all'ex tribunale. I giovani vicentini chiedono all'amministrazione di Giacomo Possamai di terminare il progetto di riqualificazione che prevede una biblioteca bertoliana con spazi nuovi, moderni e multimediali. Epicentro, l'ex tribunale. L'ultimo terremoto politico di Vicenza si scatena in uno dei coni d'ombra della città del Palladio. Luci spente, c'è aria di abbandono. Quelle che un tempo erano le aule del Palazzo di Giustizia oggi sono trasformate in archivio del nuovo tribunale, quello di Borgo Berga. Eppure c'è un progetto, c'è una prospettiva, c'è un'idea: trasformare questo palazzo nella nuovissima e modernissima biblioteca bertoliana, uno spazio giovane, all'avanguardia, che possa restituire luce e vita a questo angolo del centro storico. Ed è proprio qui, davanti all'ex tribunale, che oggi si riuniscono tanti giovani vicentini per un sit-in, parola d'ordine: più coraggio per una Vicenza a misura di studente. Bisogna realizzare quanto prima la nuova biblioteca. Il vantaggio per la mia scuola potrebbe essere l'avere una sede molto vicina al centro storico, quindi vicina proprio alla sede della nostra scuola, del nostro liceo, e la possibilità comunque di interfacciarci con altre realtà come quella universitaria e quella degli altri licei come il liceo Lioi e il liceo Quadri o il liceo Pigafetta. Io sono studente dell'Università di Vicenza qui, sono iscritto all'Università di Padova e la disponibilità di una nuova sede di una biblioteca è necessaria perché gli spazi sono sempre minori, l'università cresce, ma gli spazi non stanno seguendo l'aumento di persone dell'università. Un ritorno al passato con questa struttura così grande lasciata a se stessa, significa ovviamente un grave danno per la città, per il suo futuro e per i suoi giovani. Il progetto di riqualifica dell'ex tribunale è già avviato dall'ex amministrazione di centrodestra. Negli ultimi anni, mentre veniva organizzata la relazione sismica e la progettazione di fattibilità tecnico-economica con interventi di adeguamento per ottenere i livelli di sicurezza, era stato anche avviato il confronto col Ministero della Giustizia per liberare gli spazi dai mobili, dai fascicoli, dai rifiuti, con spese a carico dello Stato. I fondi per la realizzazione della nuova Bertoliana pesano sul bilancio triennale di previsione dal 2023 al 2025 per 10 milioni di euro. Tutto avviato dunque, ora però bisogna trovare altre risorse per concludere e la parola passa alla nuova giunta di centrosinistra. Noi oggi lanciamo un messaggio chiaro, forte. Questo è un obiettivo per il quale ci vuole coraggio. Se non ci sono tutte le risorse in questo momento per partire, la politica non è incaponirsi sui rilievi tecnici per cui non si può. La politica è l'arte del possibile. Chi governa deve attivarsi a creare finanziamenti diversificati, cofinanziamenti, a trovare le risorse per portare a casa quello che è un obiettivo per tutti, per i giovani ma non solo per i giovani.
Chiudiamo parlando di Papa Pio X, mentre si stanno ultimando i preparativi a Riese per il ritorno a casa del corpo di Pio X previsto per il 7 ottobre che noi seguiremo. In municipio si è tenuta una serata dedicata alla figura di Papa Sarto, in particolare legata al fenomeno della nostra emigrazione di fine Ottocento. E a sorpresa si scopre che il Papa veneto viene citato anche nel Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. È un Papa che non ti aspetti, quello che sta emergendo negli incontri di Riese in preparazione al ritorno del corpo di Pio X nel suo paese natale. E anche ieri sera in municipio il Giuseppe Sarto, testimoniato dalla storia, è ben diverso da quello che è stato descritto finora. Così si scopre che il Papa veneto viene appellato come il turco, niente meno che dal Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. L'espressione il turco è detto proprio nel senso è un Papa talmente innovatore che rischia di andare anche oltre, nel senso della diminuzione delle feste di precetto, un Papa pratico e un Papa operativo. Altro che restauratore immobile ed ininfluente della Chiesa tra la breccia di Porta Pia e i patti lateranensi. Pio X, sin dall'inizio del suo pontificato, procurò delle scosse salutari nella dottrina della fede con la sana praticità della gente veneta, che peraltro aveva già applicato quando da vescovo di Mantova aveva già intuito nelle prime timide partenze cosa sarebbe stato il dramma dell'emigrazione italiana di fine Ottocento. Ecco perché le Ferrovie dello Stato e l'amministrazione comunale hanno deciso di dedicare al Papa trevigiano la stazione di Mantova. Il 5 novembre ci sarà questa intitolazione per ricordare un vescovo che nel 1887 ha pubblicato uno dei primi documenti sull'emigrazione, una lettera pastorale che si interessava a questo problema, a questo fenomeno. Il vescovo di chi andava a catar fortuna, oggi patrono dei trevisani nel mondo, grazie allo spunto di un emigrante della sua terra. È arrivata da Bennimonico, questo è il suo nome, partito da Riese e è andato a Guelfa. Ha fatto la proposta al Consiglio direttivo, questo ancora nel 1985, il direttivo l'ha approvata e da allora nello Statuto della Trevisani c'è un articolo che dice in maniera specifica che Pio X è il patrono dell'associazione. Storie forse di ieri, ma che devono farci riflettere anche oggi. Basta infatti solo leggere questo titolo e guarda caso pensare a Lampedusa oggi, scoprendo poi che in realtà appartiene ad un articolo della Gazzetta di Mantova del 1877. Anche per questo noi riteniamo, valutiamo la figura di Pio X molto contemporanea, anche se parliamo di contesti storici completamente diversi, alcuni problemi come sono i famosi cicli storici che ritornano di Giambattista Vico tornano anche adesso, sono più attuali che mai. È davvero così. Adesso il telegiornale è finito, vi lascio alla programmazione. Grazie per averci seguito, arrivederci.